Buonasera e bentrovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con una notizia che arriva dalla provincia di Cuneo ma ci tocca da vicino. È infatti un 28enne di origini pakistane residente a Varese la vittima di un incidente stradale che si è verificato questa mattina, poco prima delle 7. Il giovane viaggiava con altri 4 connazionali feriti in modo grave su un minivan Opel Vivaro che si è scontrato frontalmente con un camion lungo la provinciale tra Casalgrasso e Carmagnola, in provincia di Torino. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, che stanno cercando di appurare se i 5 si stessero spostando per motivi di lavoro, tutti sono residenti in provincia di Varese. I feriti sono stati ricoverati in gravi condizioni negli ospedali di Savigliano e Torino. Vigili del fuoco e 118 hanno lavorato a lungo per prestare i soccorsi e rimuovere i mezzi incidentati. Andiamo ora oltre confine. Nel Luganese un uomo è stato investito sulle strisce pedonali e ora lotta per la vita. L'incidente è avvenuto questa mattina verso le 10 in via San Gottardo a Vezia. Una 74enne automobilista svizzera domiciliata nel Luganese circolava in direzione di Savosa e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire ha investito un 91enne cittadino svizzero, domiciliato nella regione, che stava attraversando sulle strisce pedonali all'altezza dell'intersezione per Savosa. Stando a una prima valutazione medica, il 91enne ha riportato ferite gravi ed è in pericolo di vita. A 3 giorni dalla nevicata che mercoledì 8 dicembre ha imbiancato Varese, proseguono le segnalazioni di residenti e commercianti di varie zone della città in merito a marciapiedi ancora coperti di ghiaccio e per questo pericolosi. Vediamo il servizio del collega Marco Croci. Siamo a Varese in via Crispi dove, come potete vedere nelle immagini, i marciapiedi non sono ancora stati puliti, ormai a distanza di alcuni giorni dalla nevicata che ha imbiancato la città. Stesso problema anche poco più avanti all'incrocio con via Morandi, dove davanti al semaforo si trovano ancora lunghe lastre di ghiaccio. Stesso problema anche qua sulla rampetta di Piazza Repubblica, dove tra l'altro oggi è allestito il mercato. Va detto però che nei dintorni della piazza la neve è stata spalata. Tra le zone segnalate c'è anche via Gradisca, dove appunto non arriva il sole e il marciapiede è rimasto ancora coperto da uno strato di neve ghiacciata. E infine l'ultima segnalazione, almeno per il momento, arriva dal parcheggio a pagamento che si trova in via Tamagno. Qui l'intera area è completamente ricoperta da ghiaccio. Ancora cronaca e ancora vandali di Natale, in questo caso a Vespolate, a pochi chilometri da Novara. Qui l'ennesimo stupido atto goliardico si è trasformato appunto in un vero e proprio atto vandalico. Sabato scorso, in via 25 aprile, nella aiuola poco lontana dall'ingresso della scuola primaria, la Proloc aveva installato una bella e variopinta slitta di Babbo Natale con tanto di renne di legno. Qualche giorno dopo, a danneggiare in modo irrimediabile la struttura è stato un incendio partito dalla barba bianca di Babbo Natale. Il rogo è stato appiccato da 4 ventenni che ora, individuati dalle telecamere Rai Confessi, dovranno risarcire il danno. Gli autori del rogo, ha spiegato Paolo Ramella, presidente della locale Proloco, sono 4, non saranno denunciati, ma dovranno effettuare lavori di pubblica utilità. Stando alle ricostruzioni, il gruppo si sarebbe avvicinato di notte accanto alla barba con un accendino acceso, forse per scattare un selfie. Il fuoco ha attecchito in pochi minuti, danneggiando in modo irrimediabile Babbo Natale e la sua slitta. E ora allo sport. Termina a reti inviolate lo scontro diretto in chiave salvezza tra Mantova e Pro Patria. Il risultato del Martelli rispecchia l'andamento di un match tutt'altro che spettacolare. In un primo tempo avaro di emozioni, la migliore occasione della prima frazione è di marca bianco-blu. Nei minuti di recupero, Nicco dal limite calcia fuori di pochissimo. La ripresa segue lo stesso canovaccio del primo tempo, pochissimi sussulti. Al 73esimo la Pro Patria rischia grosso sul colpo di testa di De Cenco. La palla esce di un niente. In pieno recupero i virgiliani protestano per un presunto fallo di mano in area bianco-blu. Finisce 0-0 tra i fischi del pubblico del Martelli. Pro Patria e Mantova salgono entrambe a quota 17. I Tigrotti, che non vincono da 8 partite, torneranno in campo sabato 18 dicembre allo Speroni contro la Pergolettese. Fischio d'inizio alle ore 14:30.
Sarà un'altra delicata sfida salvezza. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di prealpina.it torna domani alle 19. Buona serata e buona domenica.